Amici di Calcio Napoli 24, buongiorno da Ciro Novellino, ben ritrovati al consueto appuntamento con Buongiorno Di Maro. Oggi siamo al 21esimo giorno di ritiro e a breve terminerà il ritiro qui a Di Maro Folgarida. Il Napoli si sta allenando nella seduta mattutina, un Napoli che è già sceso sul terreno di gioco. Oggi pomeriggio ci sarà un'altra seduta, quella pomeridiana, e poi alle ore 16:30 appuntamento da non perdere, perché ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Elmas, l'ultimo calciatore arrivato in ordine di tempo qui nel ritiro di Di Maro Folgarida. Un Napoli quindi che si ritrova per continuare la preparazione in vista anche di quella che sarà l'amichevole che giocherà domenica contro il Liverpool ad Edimburgo, un amichevole ovviamente importante. Sarà la quarta amichevole stagionale dopo le tre disputate qui nel ritiro di Di Maro Folgarida. La prima contro il Benevento fu una sconfitta per 2-1, poi la vittoria per 5-0 contro il Feral Pisarò e poi il 3-3 contro la Cremonese che si è giocato sempre qui a Di Maro Folgarida. Sì, perché la novità di quest'anno è stata, lo sapete ormai tutti, le tre gare amichevoli non si sono disputate una a Di Maro e le altre due a Trento, quanto invece tutte quante qui a Di Maro Folgarida, con l'inizio alle ore quindi 17:30. Vi ricordo che potete seguirci ovviamente su Calcio Napoli 24 TV, canale 296 del digitale terrestre, nonché ovviamente anche sul canale YouTube di Calcio Napoli 24, ma ancora anche sulla pagina Facebook. Questi sono i canali dove poterci seguire, anche perché lì attraverso Facebook e YouTube potete anche interagire con me, mandare i vostri messaggi, le vostre domande, e io sono pronto ovviamente a risponderle. Sono pronto anche a rispondere e a far venire in diretta questo amico che piano piano si è avvicinato con la maglia verde dello scorso anno da portiere. Vieni di qua. Come ti chiami? Simone. Simone, da dove vieni? Da Tieni, in provincia di Vicenza. In provincia di Vicenza. Allora Simone, ormai ci siamo, tu da quanto tempo sei qui a Di Maro? Sono arrivato oggi. Sei arrivato oggi. Il Napoli ormai in pratica ha finito il proprio ritiro, domani mattina volerà in direzione Edimburgo per la seduta poi di allenamento del pomeriggio e giocare domenica l'amichevole con il Liverpool. Secondo te che ritiro è stato? L'hai visto sicuramente da casa, che ritiro è stato? Vi seguivo sempre su Calcio Napoli Grazie. YouTube. Secondo me è andata bene, però devono migliorare qualcosa nelle partite, perché ho visto nelle partite perché magari c'è anche una sconfitta con il Benevento, ci poteva anche, hanno avuto tantissime occasioni. Lo sai che ieri Ancelotti in conferenza stampa ha proprio parlato di questo aspetto dei risultati non soddisfacenti delle prime amichevoli e ha detto preferisco adesso non fare risultato e poi a ottobre ritrovarmi una squadra in forma, perché se in questo momento le cose fossero andate tutte bene mi avrebbe preoccupato. Ecco, quindi Ancelotti in un certo qual modo getta un po' d'acqua sul fuoco per spegnere questi bollori ardenti che qualcuno ha mostrato nelle ultime giornate. Qual è il calciatore che ti è piaciuto di più in questo ritiro? Mi è piaciuto moltissimo Gaetano e anche Manolas, l'ho visto in forma. Manolas. Elmas invece che impressione ti ha fatto, anche se l'abbiamo visto poco? Elmas sì, è un giocatore... Eccolo, guarda, lo vedi, sta parlando con Ancelotti, vedi? Parlava con Ancelotti Elmas. È bravo, bisogna vederlo, dovremmo vederlo nelle partite, vedremo come sarà. Lo vedremo sicuramente anche contro il Liverpool. Intanto ce lo gustiamo in questa mini partitina con porticine piccole, una partita a campo ridotto. Allora, proviamo a vedere un po' le squadre. C'è con i bianchi Chiriches, poi c'è Luperto, c'è Mario Rui e Di Lorenzo. Poi ci sono Zilischi, Maksimovic,
Verdi, Insigne e Gennaro Tutino, e tutti gli altri ovviamente dall'altro lato. Non c'è Kevin Malqui, ancora qualche problema per il calciatore, è uscito appunto per infortunio durante la partita con la Cremonese. Contro la Cremonese cosa ti ha dato più fastidio? C'è qualcosa che non ti è andata proprio giù? Secondo me il gol che hanno subito, il terzo gol quando hanno fatto da centrocampo, Meret magari ha fatto, vabbè, può sbagliare, però certo, poteva anche evitare. Lo dici un bel Forza Napoli? Forza Napoli sempre. Grazie mille, Ciao. grazie mille, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Salutiamo anche Emiliano Carillo che sta andando via. Ciao Emiliano, grandissimo, grandissimo come sempre. Allora, vi dicevo che potete leggere i nostri messaggi, posso leggere i vostri messaggi, mandateli ovviamente sulla pagina Facebook e sul canale YouTube, così come faceva anche questo piccolo amico che abbiamo intervistato e che adesso è venuto in diretta con noi. Allora, ieri è stata una giornata importante anche in chiave mercato, perché si è appunto avuto questo summit di calciomercato qui nel ritiro di Maro Folgarida, perché ieri ve l'abbiamo mostrato in presa diretta, eravamo praticamente ovunque, è arrivato il procuratore di Pepe insieme a 2 collaboratori, si sono appunto presentati in ritiro, poi sono andati allo Sporting Hotel Rosatti dove hanno avuto un lungo appunto confronto summit con il patron Aurelio De Laurentiis. Si è arrivati alla conclusione, la richiesta per l'ingaggio è di 5 milioni di euro, il Napoli ne offre 3,5 più bonus, mentre per quanto riguarda invece la commissione che i procuratori appunto hanno richiesto è di 5 milioni di euro, e quella è ritenuta effettivamente molto alta, e quindi vedremo appunto come si evolverà la questione relativa a questa trattativa. Di sicuro possiamo però dire che il Napoli su Pepe c'è. Tra l'altro poi il presidente del Lille ha questa mattina rilasciato un'intervista ai microfoni di Tutto Sport dicendo che intanto c'è un colpo per un calciatore, credo sia Dries Mertens, che è rimasto a terra dolorante. Cerco di capire qualcosa in più, anche se adesso sono tutti davanti, quindi è difficile comprendere chi sia appunto sdraiato a terra. Dovrebbe essere lui, sì, dovrebbe essere il belga Dries Mertens, che è dolorante a terra. Dicevo quindi di questa proposta accettata da Lille sulla base di 80 milioni di euro. Lille soddisfa appunto questa offerta, però manca ancora l'accordo con il giocatore, che vi dicevo presenta qualche problematica legata non soltanto all'ingaggio ma anche a questa commissione che il presidente De Laurentiis non vorrebbe concedere, così alta soprattutto, un po' allergico ovviamente a queste cose il presidente, e a mio avviso onestamente può fare anche bene. Intanto si rialza Dries Mertens, anche se è un po' zoppicante. Resta sul terreno di gioco il centravanti belga, ma c'è l'ovazione e gli applausi per Dries Mertens che si rialza, lui risponde con altrettanti applausi, anche se però zoppica ancora un po' vistosamente. C'è Gulam anche ovviamente in campo, non vedo ancora i portieri, anzi li vedo dall'altro lato, stanno lavorando con il preparatore dei portieri Nista. Allora Manolas scambia con Di Lorenzo, c'è Maximovic, ancora Callejon, prova ad intercettare il pallone, non riesce a depositarlo nella piccola porta. Manolas, l'appoggio per Mario Rui, poi Zilischi, vicino c'è Lorenzo Insigne, Tutino, anzi Milik, il lancio per Tutino era invece un tiro, termina al lato, ma Ancelotti aveva comunque fermato il gioco. Quindi vi dicevo di questa trattativa che riguarda Pepe, che in un certo senso porta a questo tipo di punto. Adesso bisogna soltanto di aggiornarsi. Tra l'altro, se non vado errato, intanto c'è il gol di Lorenzo Insigne. Dicevo, se non vado errato, è stato dato un ultimatum al calciatore che dovrebbe decidere entro lunedì se accettare le lusinghe del Paris Saint-Germain piuttosto dei club inglesi o quella appunto del Napoli. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime ore. Arriva ancora un altro gol di Lorenzo Insigne, doppietta 1-2 subito, micidiale per
il talento azzurro. Nel frattempo proprio sotto la nostra postazione cominciano appunto a portare via all'interno di track quelle che sono tutte quelle che sono state le attrezzature utilizzate qui a Di Maro Folgarida, con tutte le attrezzature mediche, soprattutto vedo i lettini, c'è tutto. Intanto c'è il gol, un gol spettacolare di Mertens addirittura da lontanissimo, e beh, credo che si sia ripreso davvero molto bene Dries Mertens, che aveva lanciato Callejon, il pallone è terminato direttamente nella porticina, 2-1 quindi per i bianchi. Stanno portando, dicevo, via le attrezzature, vedo anche la cosiddetta macchina infernale che è appunto sul terreno di gioco e che stanno appunto portando via. Adesso questo track ovviamente partirà nella giornata di oggi, farà ovviamente ritorno a Napoli, dove a Castelvolturno verrà risistemato ovviamente tutto il materiale. Napoli che parte alla volta di Edimburgo domani mattina, Napoli che tornerà dopo la gara con il Liverpool per qualche giorno soltanto nella città partenopea, dopodiché partirà alla volta di quella che è la tournée, che prima vedrà la tappa a Marsiglia contro il Marsiglia. Vi ricordo che c'è limitazione per quanto riguarda i biglietti, perché i residenti in Campania non possono acquistare biglietti ed assistere al match. Per quanto riguarda poi invece le amichevoli successive, ci sarà la tournée americana con la doppia amichevole con il Barcellona l'8 e l'11. L'8 si giocherà alle 23, se non vado errato, italiane, mentre l'11 si giocherà all'1 di notte. Queste appunto le due amichevoli. Poi il Napoli dopo la tournée tornerà in Italia, avrà modo di allenarsi ancora per una decina di giorni prima dell'inizio della stagione e del campionato. Abbiamo fatto un po' una sorta di resoconto di quelle che sono le cose che accadranno da qui al fischio d'inizio del campionato, che ricordo sarà il 24 di agosto. Ci sarà ovviamente nei prossimi giorni, il 29 se non vado errato, il sorteggio del campionato di Serie A, e quindi vedremo chi affronterà appunto il Napoli e come le affronterà nelle varie giornate di campionato. Questo ovviamente consentirà di stilare anche il calendario poi successivo delle competizioni europee, anche e soprattutto della Champions League, perché la Champions League ovviamente è il fiore all'occhiello di quella che appunto sarà la stagione del Napoli. Vieni qui, tanto sei di casa tu per me, lo sai, vieni qua insieme a me. Mi vuoi salutare? Io lo faccio ovviamente con grande piacere, però dobbiamo anche un po'... Eccoci qua, dobbiamo anche un po' parlare di questo ritiro, dobbiamo tirare un po' le somme. Tu qua sei stato praticamente quasi per tutto il ritiro, se non per tutto, no, quasi per tutto il ritiro. L'hai visto, l'hai seguito, hai seguito le gare amichevoli. Ecco l'impressione, tiriamo le somme di questo ritiro. Che ritiro è stato? Quale calciatore ti ha impressionato maggiormente, quale di meno? Ma in un ritiro non si può dire un calciatore mi ha impressionato. Devo dire che a prescindere dal risultato, nell'ultima partita ho visto degli esperimenti che sta facendo il mister, probabilmente perché già in mente qualche giocatore che verrà. Ad esempio una cosa che mi ha colpito è che ho visto Malcuit giocare esterno alto, la vecchia alla destra, quello che poi magari potrebbe fare Pepe se viene, e ha centrato un poco di più Albiol, quindi siamo in una fase... Albiol? Callejon. Callejon. Quindi siamo in una fase sperimentale, come poi d'altronde buona parte della seconda parte del campionato scorso. Il mister sta provando tutte le soluzioni possibili per avere un Napoli competitivo in Champions. Perché intanto è arrivato un altro gol dei Verdi, Perché nel campionato con Mazzoleni alla VAR penso che i 40 punti rubati degli scorsi anni aumenteranno ancora. Ecco, quindi io penso l'hai che appoggiata piano, è arrivato il gol di Mario Due intanto. Quest'anno verrà la Coppa dalle grandi orecchie, o perlomeno almeno in semifinale. Il Napoli? Ve lo metto per iscritto in questo momento. Addirittura tu credi che il Napoli possa vincere la Champions League? E quest'anno ci siamo andati vicinissimi. Io penso che quest'anno per
magari per una partita truccata o per un Sì. gol non entrato, noi non abbiamo fatto lo stesso percorso che ha fatto la squadra che ha vinto, che tra esatto. l'altro è più forte da 2 anni. Noi su 4 tempi, 3 tempi abbiamo dominato e un tempo abbiamo subito dalla squadra che da 2 anni è la più forte d'Europa, e quest'anno si punta dritto Che là. tra non l'altro abbiamo ha altri vinto anche obiettivi. la Champions. E che ha vinto poi la Champions. Ma quest'anno noi puntiamo diritto là, sul campionato italiano. Io penso che è una questione che dovrebbe Dove risolvere dobbiamo tutto. firmare? Ma dove vuoi tu? L'anno prossimo tanto ci vediamo qua e ne parliamo. Va benissimo, io intanto ti ringrazio, sei stato gentilissimo, un Tante abbraccio belle forte, cose, ti bacio di nuovo. Se capita a Pietrelcino vuoi fare una diretta, noi siamo Grazie là. mille, grazie a Ok. presto, grazie a presto. Ciao, Arrivederci a ciao, tutti. ciao, ciao, buon rientro. Allora, quindi il Napoli prosegue appunto la seduta di allenamento. Noi tra l'altro poi oggi avremo anche una bella sorpresa per gli amici di Calcionapoli 24 TV, perché siamo anche in procinto di raggiungere dopo la seduta di allenamento un tesserato. Dopo Mario Rui avremo appunto anche quest'altra possibilità. Non vi aggiungo altro, non vi dico nient'altro, poi vedremo che cosa accadrà. Intanto arriva una notizia che ecco, non ci aspettavamo, forse ce l'aspettavamo. Oggi pomeriggio non c'è seduta di allenamento, quindi buon pomeriggio Di Maro, ci sarà ugualmente qui da Di Maro Folgarida, ma non ci sarà la seduta di allenamento. Quindi che cosa vuol dire? Che il Napoli si allena questa mattina e oggi pomeriggio non si allenerà, e domani mattina ci sarà il saluto e la partenza. Niente allenamento, quindi ieri era invece previsto, oggi invece c'è stato il cambio di programma, la seduta di allenamento, ripeto, pomeridiana non ci sarà. Noi però ovviamente andremo sempre in diretta con buon pomeriggio Di Maro, ci saranno i colleghi Guardasole e Guadagno che vi accompagneranno in quest'altra appunto giornata. Oggi devo essere sincero, la maggior parte dei tifosi sono andati via tutti, perché io ne vedo davvero pochissimi, non soltanto in tribuna ma anche qui alle nostre spalle. Ci sono queste signore che si sono praticamente messe a prendere il sole. Signore, volete venire un po' con me in diretta? Venite. Oh, venite qui, vi siete messi a prendere il sole, almeno fatemi un po' di compagnia, no? Certo. Buongiorno, come si chiama, da dove viene? Io Mattia, Lisa, veniamo da da Treviso. Da Treviso, ecco, proprio Treviso? Montebelluna, Da Montebelluna. Allora, signora, da quanto tempo è qui? da da lunedì. lunedì. Da luneddi. Lunedì mattina. Quindi ha visto un bel po' di allenamenti, no? Sì, anche Oh, la partita con la Cremonese. ecco. E allora che impressione le hanno fatto questi azzurri? Media dai, Sì, mi aspettavo qualcosa in più sinceramente. soprattutto nella partita. Soprattutto nella partita. Cosa non ti è piaciuto della partita? La mancanza di un po' di grinta forse. La mancanza di un po' di grinta. Però Ancelotti ieri ha detto in conferenza stampa che lui è contento che in questo momento il rendimento non sia così alto, perché poi pretende ovviamente un rendimento alto dall'inizio della Durante, stagione. sì. Quindi è meglio fare magari una figuraccia adesso Adesso che è ottobre. che a ottobre. Certo, questo sì. Condividi? Sì, Sì. Condividi. Elmas l'abbiamo visto poco, però adesso è in campo, oggi sarà presentato ufficialmente alla stampa. Che impressione invece ti ha fatto questo calciatore che arriva dal Fenerbahce? ma mi sta piacendo molto, anche per la tecnica ho visto che c'è. C'è, signora, invece il suo calciatore preferito qual è? In questo momento non c'è perché è Koulibaly. È Koulibaly. Ah, Per me lui è il mito in assoluto. signore, se dovesse preparare, intanto ci prova Younes, sì, Sì. è messo palla al lato, però ha Ma sfiorato il palo il secondo piccolo. diciamo che è Zielinski. Zielinski, Piotr, oh, sì. quindi dovesse preparare una cena a Zielinski e a Koulibaly, che cosa preparerebbe? Il baccalà alla vicentina, Il baccalà alla le sarde vicentina. in saor, i tipici Sarde in saor con la in cipolla. Saor, sì, ho Sì. detto bene, Sì, Saor. Saor. Oh. Sì, i classici, o anche cosa si potrebbe fare anche? Le seppie, Le seppie? Sì. Le facciamo le seppie? i classici cibi veneti. I classici Sì. cibi veneti. E un buon tre- tiramisù alla Ah, fine, beh, così si tirano su e tiramisù. tirano fuori la cazzimma. Ci deve essere, sì. soprattutto per tirare fuori la cazzimma, ha ragione la signora. Al mio 3 un bel Forza Napoli, 1, 2, 3. Forza, Forza Napoli! Napoli sempre! Grazie mille. Un saluto anche alla nonna che è dietro, signora, un saluto anche a lei, un saluto anche a lei.
Allora, a breve, intanto ritroviamo Simone Scala. Buongiorno a Simone Scala. Buongiorno. A breve ci fermeremo per la pubblicità, per il primo Sono venuto io stop, per stop pubblicità. and go. Sono le 10:26, il primo blocco finisce fra 2 minuti, quindi nel frattempo si sta giocando. Racconto un po' l'allenamento, cosa è successo? Io sono riuscito a vedere la maggior parte, però raccontaci l'allenamento. Si è svuotata Di Maro, Ciro. Infatti è quello che dicevo anche io. Di Maro, c'è stata prima un'attivazione muscolare inizialmente, poi sempre come di consueto abbiamo visto tantissime volte questa esercitazione, Sì. partitina a campo e porte ridotte, bianchi contro verdi. E il leitmotiv di questo ritiro, il possesso palla continuamente, si gioca il pallone tra i piedi e abbiamo visto i primi 10 giorni il pallone girava un po' più lentamente, c'erano i ragazzi della primavera, è giusto che sia così. Poi quando sono arrivati i big il pallone gira a una velocità davvero impressionante, si gioca un tocco, è stato davvero uno spettacolo assistere ad allenamenti di questo genere e capisci anche perché il Napoli riesce a lottare ad alti livelli, perché ha una personalità nel prediligere il pallone che è impressionante. Io chiedo la cortesia a questo ragazzo Di venire in diretta. No, non solo di Sai che venire in questo- diretta, questo ma ragazzo- se si può anche spostare leggermente. Scusami, amico di Simone Scala, Vieni qua, vieni qua, in diretta, vieni qua. così riesci anche a Allora, farmi vedere io- il campo. Io ti devo dire prima una cosa su Dimmi, questo ragazzo. dimmi. Questo ragazzo è un alunno del college del Real Casaria. Oh, che oltre ecco. a studiare le materie dell'Archimede, che sta alla scuola Archimede e Ragioneria, studia anche le materie del calcio, per dare un piano B ai ragazzi. Studia marketing sportivo, giornalismo sportivo e ti dico che è uno dei più bravi, quindi lascio la parola a lui. Sei un secchione. No, No, no. bravo, No, bravo. non Mi sei- piace scoprire più. Ti piace scoprire? Allora, proprio perché ti piace scoprire, tu lo sai che noi siamo una TV e dobbiamo dare la pubblicità, no? Lo sai. E allora, noi facciamo in questo modo. Intanto ti faccio una domandina al volo, poi ovviamente scenderemo nel dettaglio di queste cose che il buon Simone, e lascio la parola a Simone, così può aiutarti direttamente lui. Ci fermiamo, un pizzico di pubblicità e torniamo. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.
Amici di Calcio Napoli 24, ci ritroviamo, siamo qui nel giorno 21 del ritiro del Napoli di Mauro Folgarida, la sessione di allenamento sta proseguendo, adesso si è cambiato qualcosa perché ho visto in porta Meret, quindi Ancelotti sta provando appunto qualche schema, infatti Parlotta a centrocampo con i propri calciatori per spiegare quelli che devono essere i movimenti, in questo momento con Arkadiusz Milik, quasi lo spinge materialmente verso la posizione giusta, spiegando quello che è il movimento. Però prima della pubblicità io avevo presentato questo ragazzo qui insieme a Simone Scala, questo secchione qui mi hanno detto l'alunno del progetto college del Real Casarea. Io ovviamente lascio la parola a Simone Scala. No, innanzitutto fa piacere vederlo, è uno dei profili più interessanti. Mi piacerebbe sapere il suo commento in questi 2 giorni che hai potuto vedere l'allenamento, come la squadra secondo te, come l'hai vista, come si approccia in campo? Beh, prima di tutto mi presento, sono Avvicinati Giordano Ferdinando e sono alunno che quest'anno deve frequentare la classe terza di questo strepitoso college. In questi miei 3 giorni a Di Maro ho visto tanta professionalità da parte di Ancelotti, che c'è molta differenza tra lui e Sarri, perché ho visto proprio che cambiamenti proprio dell'atteggiamento sia della security che dei ragazzi. Poi non c'è nulla da dire, i ragazzi sono quel che sono. E cosa sono? Sono dei professionisti che fanno il loro lavoro, poi sta a loro e non solo a loro di portare avanti gli obiettivi della squadra. Che ruolo sei? Terzino destro. Sei un terzino, sei forte? No. Sotto l'aceto. Sì, dai. Sotto l'aceto. Allora, ti voglio chiedere qualche altra cosa, proprio perché sei terzino destro, poi qualche cosa specifica sul Casarea ovviamente la lascio a Simone che in questo caso è più preparato di me. Per quanto riguarda il ruolo del terzino destro, beh qui c'è Malqui, ma c'è anche il nuovo arrivato Di Lorenzo, c'è anche Elsi Yusai che dovrebbe andare via, come suggerisce anche tuo padre, suggerisce la partenza di Yusai. Per quanto riguarda il ruolo del terzino destro ti dico Malqui, Di Lorenzo, tu sei più un Malqui o sei più un Di Lorenzo? Di Lorenzo. Sei più Di Lorenzo. Quindi sai fare anche gol allora? Diciamo. Quanti gol hai fatto in carriera, giovane carriera? Quest'anno 2. Quest'anno, beh, lo so pochi. Di Lorenzo ne ha fatti di più. Ma Di Lorenzo ne ha fatti di Ma ha più. giocato ai 5 di centrocampo a Empoli. Vabbè, tu invece dove giochi? Nel 4-4-2? 4-3-3. 4-3-3 sei l'esterno basso a destra. Sì. Hai detto che non sei forte? No. Non sei forte, no? E allora come dobbiamo fare? Ma lui è umile, perciò dice che non è forte. Umile di cognome? No. Non portavi un altro cognome? Umile, nel senso... Quindi allora non possiamo portarti al settore giovani della US Up, ti lasciamo a Casarea allora. Meglio così. Stavo Meglio dicendo, così. Non lo so. Volevo dargli un consiglio, no, sono convinto di questo. Attenzione, intanto stanno smontando tutto. Sì, stanno portando via le attrezzature. No, tra poco no, domani andiamo via noi purtroppo. Stavo dicendo, quanto è stata importante l'esperienza del college al Casarea per vedere qui, per analizzare, tu che studi anche il calcio nelle scuole, quanto è importante quello che studi durante l'anno, poi vieni qui e cerchi comunque di mettere in atto qualcosa? Beh sì, ovviamente noi a scuola abbiamo approfondito soprattutto quest'anno il giornalismo sportivo e vedere qui a Di Maro tantissimi giornalisti che fanno il loro lavoro, come avete detto voi, cercate sempre di nascondervi per non farvi vedere, per avere sempre la notizia pronta, per avere sempre la notizia prima di quell'altra testata giornalistica, per me è stata una grande esperienza perché comunque anche seguendo questa a scuola, seguendo questo indirizzo mi ha insegnato tanto. Il giornalismo sportivo, tu parli di giornalismo sportivo, intanto vedo Kevin Malqui nella vasca di sabbia, quindi per fortuna non è proprio qualcosa di grave, anzi soltanto probabilmente un risentimento muscolare, come si diceva, ieri non è proprio sceso sul terreno di gioco, adesso è nella vasca, sta facendo potenziamento nella vasca di sabbia. Però ti chiedo, ecco, dicevi il giornalismo sportivo, hai detto ovviamente che ammiri tanti giornalisti qui in tribuna stampa, hai visto come si lavora anche sul campo sostanzialmente, ma secondo te può essere il tuo lavoro? Dobbiamo preoccuparci a Calcio Napoli 24? No, vabbè, bisogna lavorarci, poi basta tanta dedizione e impegno. Te lo dico io, ci dobbiamo preoccupare. Ci dobbiamo preoccare allora?
Direttore Salvio Passante, abbiamo fatto un nuovo acquisto fra qualche anno e qui ce l'abbiamo quasi già pronto. C'è la clausola, Alla clausola? La clausola col Casarea? No, con noi, nessun'altra testata può... Quindi è un accordo già sottoscritto con noi allora. Pensavo che avessi la clausola rescissoria col Casarea. No. No, col Casarea possiamo tranquillizzare tutti. Sì. Caro direttore Salvio Passante, non ce l'ha la clausola rescissoria col Casarea, lo possiamo prendere a titolo definitivo, Poi, senza se prestito vuole dare un mobile. bonus al maestro che è qui, poi lo possiamo dare, non è che è un Ma problema. Lui è il tuo maestro? Sì. Ok, allora abbiamo capito Hai visto tutto. come parla bene? Abbiamo capito tutto. Allora, un bel Forza Napoli? Forza Napoli sempre. Grazie mille. Ciao, simpaticissimo il nostro amico. Continuiamo. Salvatore Pierno vuole Cavani. Solito messaggio che ci manda Salvatore Pierno tutti i giorni. Secondo me è anche scalamantico questo messaggio, perché ci scrive sempre vogliamo Cavani. Allora, Giuseppe Civitillo, scritto un messaggio lungo che parla di Pepe. Allora, io l'ho già raccontato in precedenza, ho già fatto un lungo, appunto, una lunga apertura su Pepe. Nel frattempo Fosigulam prova la giocata in area di rigore, non ci è riuscito, il pallone termina sul fondo, l'ultimo a toccare è stato lui. Ma questo signore secondo me vorrebbe intervenire Questo in diretta. signore vuole intervenire in Non vuole diretta? intervenire. No, sicuro? Voglio sentire quello che dici. Voglio sentire che parli di Pepe. Vuole sentire che parlo di Pepe? Perché questo qua lo vogliamo proprio. Lo vogliamo proprio. Allora, io Questo proprio deve essere Ma prego, venga qui, perché sennò dal microfono da lontano non riusciamo a sentirla, almeno si avvicini un po'. Ecco, le faccio raccontare tutto su Pepe da Simone Scala, io già mi sono espresso prima. Magari Simone aggiunge qualcosa. Deve essere proprio fortissimo. È un ottimo giocatore, è un classe 95, ha 24 anni. Ieri è arrivato la gente qui con l'elicottero a Di Maro, noi siamo anche rimasti fuori all'Hotel Rosatti, è arrivato all'Hotel Rosatti intorno alle 14:30, se n'è andato intorno alle 18, quindi sono state più o meno 3 ore di lungo incontro. Allora, com'è la situazione di Pepe? Il Lille ha chiesto 80 milioni di euro, però il Napoli potrebbe offrire 60 o 55 più un as, quindi questa è la soluzione, però il problema resta accontentare il ragazzo e soprattutto accontentare gli agenti, perché al ragazzo il Napoli offrirebbe 5 milioni di euro all'anno netti. Il problema invece sono le commissioni alla gente, che ne vogliono altri 5. Il Napoli non è disposto a darne questi 5, quindi si sta trattando sulle commissioni alla gente. D'altronde c'è anche l'interesse del PSG e del Manchester United, quindi non è fatta del tutto, ma il Napoli è un passo avanti perché ha trovato l'accordo con Lille che interessa un ass, ha parlato anche il presidente del Lille questa mattina ai microfoni di Tutto Sport, ha detto che è interessante, lo ricorda anche ai tempi del Bordeaux, quindi è un calciatore molto interessante per loro. Il problema restano le commissioni degli agenti e proprio di questo ieri se ne è parlato, si è fatto un passo avanti, però occhio alle sirene inglesi e francesi, da una parte Manchester United e da una parte PSG. Ecco, questo è quello che riguarda Pepe. Soddisfatto? Ma speriamo bene. Soddisfatto o che lo prendiamo. rimborsato? Questo deve essere proprio forte. Da quello che ho letto di questo ragazzo. Ma secondo lei poi l'accoppiata con l'Ames? Venga al centro. No, non vuole venire al centro. Non si preoccupi, tanto ormai è in diretta. Non si sente. Lei, allora se no facciamo chiacchiere, questo sì, quello no. ma lei l'accoppiata con Ames Rodriguez la farebbe? Ah certo, questi due qui li prenderei. Tutti e due? Questo qua mi sembra che si porta dietro 2 o 3 giocatori alla Forte, volta. molto E forte, quindi, molto forte. questi dobbiamo prendere. Puoi giocare Chi sia possiamo come prendere? punta che Andiamo come a prendere esterno. Riccardi, quello là, ne disfascia tutto. Che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere uno così. Sa cosa dobbiamo fare? Dire un bel Forza Napoli. Quelli, Forza Napoli sempre. Grazie Siete mille. i migliori. Grazie, gentilissimo, troppo buono. Un saluto anche a Jenny Riccio, un abbraccio fortissimo, caro Jenny. Allora, io li ho visti arrivare con la coda dell'occhio, ce ne sono ben 4. Carissimi tifosi, tre giovani. Prima di accendere la sigaretta, vieni qui, vieni in diretta con noi. Venite tutti insieme appassionatamente, eccolo qua. Buongiorno Io a ti voi. lascio perché sono parecchi. Va bene Simone, ci ritroviamo tra pochissimo. Ci ritroviamo. Io faccio parlare prima il più vecchio. Sì, ok. Come ti chiami? Raffaele. Raffaele, avvicinati un po', altrimenti non ti sentono da casa. Lo vedi Kevin? Guarda Kevin Malqui che palleggia senza le scarpe. Hai visto che giochetti che fa? Sì. Guardalo lì. Opla, e prende il pallone. Adesso ha provato la magia. Tu riusciresti a farlo? No. No? Ti piace Malqui? Così. Così? Non ti piace tanto?
Ti piace sicuramente meno la sua capigliatura, eh? Sì. Eh? Non mi piace. Stranissima, eh? Allora, il giocatore del Napoli tuo preferito scommetto che è Lorenzo Insigne. Lo leggo scritto dietro. Prima era Hamsik, ti manca un po' Hamsik? Un po'. Un po' sì? Un po' sì. Tu invece come ti chiami? Raffaele. Raffaele, tu che sei andato via, perché sei andato via? Vieni qua. Vieni qua, dove vai? Come ti chiami? Felice. Felice, avvicinati qua, siamo tutti felici adesso, no? Guarda, parla qui al microfono. Tuo fratello mi ha detto... Tuo fratello, sì? No, il mio cugino. Mio cugino, tuo cugino, non il mio. Tuo cugino ha detto che piace Hamsik, a te? A me Milik. A te? Mertens. Mertens, Insigne, Milik e Mertens abbiamo fatto il terzetto d'attaccanti. Mertens. Scommetto che a te piace James Rodriguez dietro la Che punta. non arriverà. Che non arriverà, credi? No, Chi arriva? Pepe? Pepe sicuramente. Avvicinati un po', altrimenti non ti Pepe sento. sicuramente Pepe arriverà. Mm. Dopo tutto il... Ieri c'è stato il blitz, eh? di ieri, sì. Ieri ci aspettavamo Jorge Mendes, è E sceso sono arrivati- dall'elicottero il procuratore di Pepe. Esatto. Si sta facendo un po' troppo rumore Su cosa? Su Pepe? su Pepe, su... Oh, di sicuro possiamo dire, e lo diciamo con certezza, che ieri era qui e abbiamo Sì, raccontato ovviamente nei Il Calcio Napoli 90% 24. tutte le testate giornalistiche già lo danno a Napoli. Diciamo che noi non lo diamo a Napoli perché qualche problema, non lo diamo ancora a Napoli per un motivo semplice, perché per me il fatto che gli agenti abbiano richiesto una commissione di 5 milioni di euro mi sembra un po' eccessivo, anche perché lo stesso Napoli per esempio al calciatore già non vuole dare 5 milioni di euro, ma 3 milioni e mezzo più qualche bonus magari, ma non di sicuro dare 5 milioni di euro. Di sicuro, non lo so, voi lo conoscete? Avete visto? Seguito un po'. Un po'. È forte. È forte sicuramente, ma secondo me non è l'innesto giusto per quest'anno. Esatto, sono d'accordo con te per un motivo semplice, perché a meno che non lo prendi e lo metti a fare l'attaccante, a destra e a sinistra il Napoli è coperto. Questo sì. Il problema è che qui si parla di acquisti e non di rinnovi. Rinnovo, ecco, quella parola magica, a chi Secondo l'applicheresti? Callejon e Mertens. Callejon dovrebbe rinnovare. Mertens un altro anno l'ha regalato. Mertens lo sai che forse Va in credo Cina. che... Seguirà le orme di Mertens. Credo che di questa sia l'ultima stagione di Dries Mertens in Speriamo. azzurro. L'importante è che termini la stagione 2019. Addirittura credi che possa andare via a metà stagione? Giugno. I cinesi sono imprevedibili. Giugno prossimo? Voglio dire, scusami, gennaio. Ah, tu dici che possa andare via a gennaio? Sì. Beh, ma il Napoli Semplicemente dovrebbe per rimpiazzarlo questo. poi. Ma perdere un giocatore a parametro zero come Mertens, voglio dire, è da stupidi. Visto che poi si vanno a fare degli acquisti. Però è anche vero che il Napoli ormai ha ammortizzato su Molto, Dries Mertens. ma su Mertens comunque potrebbe prendere qualcosa. Recupera sì, sicuramente qualcosa. Sicuramente, almeno Fare una decina di cassa milioni. con un almeno una giocatore decina come di milioni. Mertens. Un bel coro tutti e quattro insieme, lo vogliamo fare? Cantiamo, cosa vogliamo cantare? Sarò con te? Sarò con te. E vai, cantiamo. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campione. Dai, un saluto. Un bel Forza Napoli, dai. Forza Napoli. Grazie a tutti. Buon grazie. lavoro. Grazie. E buon proseguimento. Grazie, è grazie. stato un lavoro abbastanza È duro. stato un bel ritiro ancora quest'anno, ancora una È stato volta. faticoso per loro, questo è poco ma sicuro. Grazie. Quando finisce il ritiro, dice Gianmarco Spiezio, domani mattina il Napoli lascia il Trentino, vola verso Edimburgo, dove si giocherà domenica la gara numero 4 di questo precampionato, di questo pre-season, si giocherà contro il Liverpool ad Edimburgo. Un Liverpool ovviamente che da campione d'Europa in carica affronterà gli azzurri, ci sarà il remake di quella che è stata la gara dello scorso anno. Ecco, ritroviamo Simone Stavo Scala. cercando di portare qualcuno, però diciamo Non c'è che nessuno c'è più un'area- neanche a livello di stampa. Sì, ci siamo davvero Siamo solo quasi noi. rimasti da soli. Siamo Mario ma noi non Cannavacciuolo, molliamo, assolutamente. Noi non molliamo, siamo qui. Abbiamo però da darvi la notizia che oggi non ci sarà la seduta di allenamento pomeridiana, ci sarà soltanto quella del mattino, però noi resteremo ovviamente qui ancora per questa giornata. Simone Scala, c'è Mario Cannavacciuolo che chiede aggiornamenti sul mercato. Su Pepe abbiamo già parlato, quindi facciamo in questo modo, diamo gli aggiornamenti sugli altri calciatori sia in entrata che in uscita, andiamo avanti in questo fine blocco sul mercato.
Sì, diciamo che l'obiettivo principale, tra virgolette sempre principale, resta sempre quello di James Rodriguez. Il problema è l'accordo con il Real Madrid. Il Real Madrid ne chiede 42 milioni di euro in un'unica soluzione, invece il Napoli vorrebbe un dilazionamento del pagamento oppure un prestito con diritto di riscatto, cosa che non vuole il Real Madrid, e quindi pare che James Rodriguez sia destinato all'Atletico. Per quanto riguarda invece il discorso Icardi, faccio nomi più caldi in modo tale che siamo tutti più chiari. Per quanto riguarda il discorso Icardi vuole la Juventus, quella è la prima scelta di Mauro Icardi, e soprattutto la Juventus sta cercando di ingaggiare l'attaccante, ma deve prima cedere. De Laurentiis c'è stato qualche contatto con l'Inter, ma non possiamo parlare di trattativa. Discorso in uscita invece, per ora in uscita ci sono Tonelli e Yusai, pare che Gaetano invece resti un altro anno con il Napoli. Per quanto riguarda Yusai ci sono degli aggiornamenti, perché oltre alla Roma si è inserito anche il Tottenham, che ha venduto Trippier all'Atletico Madrid, quindi serve il sostituto come terzino destro. Poi abbiamo Lorenzo Tonelli che qui sta facendo il sesto difensore centrale, quindi è un esubero. Stiamo cercando di capire ancora la sua destinazione, perché ha un ingaggio alto, a 1,3 milioni lordi all'anno, che sono tanti, perché comunque anche per una società di media classifica sono davvero tanti. Questa è la situazione per ora, sia entrata in uscita. Naturalmente il Napoli sta lavorando molto su Pepe, ieri c'è stato questo incontro, l'esito non si sa ancora se è stato positivo o negativo, ma si è parlato anche di commissioni. Sono molto ottimista su Pepe, perché il Napoli un grande colpo lo deve fare. E un'altra cosa importante che io ho letto stamattina, sono venduti tantissimi abbonamenti grazie anche alla campagna che ha fatto il Napoli, una campagna importante. C'è da dire che io faccio sempre un appello ai tifosi: il San Paolo è nuovo, c'è stato un restyling del San Paolo, cerchiamo di non sprecarlo, cerchiamo di tenerlo a bada. Io ho ricevuto un messaggio in privato da Rocco Esposito che dice: ciao Ciro, sono Rocco Esposito di Afragola, onestamente non prenderei per 80 milioni di euro Pepe, ma avrei preso James tutta la vita, chissà che magari non possa alla fine arrivare anche lui. Però poi mi fa una richiesta, io la accolgo ovviamente volentieri, mi dice: puoi fare tanti auguri alla mia migliore amica Anna Miele da Crispano per il suo onomastico, ciao e forza Napoli. Auguri ad Anna Miele da Crispano per il suo onomastico. Ovviamente stendo poi a questo punto gli auguri a tutte le Anne, tutte le Anne anche. Vabbè, io faccio un augurio particolare. Aspetta, anche alla mamma di Gianni Orefice, che se non sbaglio si chiama Anna, giusto? Anna delle Donne. Io voglio fare ovviamente tanti auguri anche alla signora Anna delle Donne. L'abbiamo portato sano e salvo, signora, alla fine del ritiro, glielo riportiamo integro. Vabbè, non è che si è stancato tanto, un po' stanco, dai, un po' stanco. Ma che si è stancato, dai. Non si è stancato? No. Non si è stancato. Beato lui allora che non si è stancato. Ma lui è un palestrato, ma che si stanca. Poi faccio anche un augurio particolare, ma lui ha un'Anna speciale per me, e non posso dire chi. No, a questo punto dobbiamo sapere, siamo curiosi. Volete saperlo chi è l'Anna speciale? Signora, vuole sapere chi è l'Anna speciale di Simone Scala? Diciamo, è una persona che non c'è più a meccare, quindi no, allora lo facciamo volentieri, lo facciamo da ovunque ci stia guardando, Allora, la signora Raffaele De Carlo ci dice: ma signora, il tiramisù a Kalidou Koulibaly, prima hai sentito la signora che voleva fare il tiramisù a Koulibaly. No, ma lo faccio a noi, signore, il tiramisù, a noi piace, Magari a Koulibaly non può piacere. A Koulibaly non piace, a noi sì. Signora, c'è Simone Scala che non è di buona forchetta, lui mangia tutto, quindi c'è un vassoio di tiramisù, serve solo per lui. Noi domani dobbiamo fare 10 ore di viaggio, quindi magari proviamo oggi ad organizzare qualcosa, no? Ma guarda Simone, lontano da questa postazione, alle nostre spalle, c'è una signora che se la ride mentre si prende il sole. Signora, venga qui. Signora? Venga, signora? Come no? Venga qui a farci un po' di compagnia. Guarda Simone, sta venendo, si è lanciata. Prego. Si è lanciata allora, la signora. La signora fa il tiramisù, lei invece cosa ci fa? Signora, la signora ci prepara il tiramisù, lei invece? Che ti preparo? Ma non lo so, cosa vuole. Innanzitutto ci dica come si chiama. Buongiorno innanzitutto. Come si chiama? Io Katia. Katia, la signora Katia se la signora di prima ci prepara il tiramisù, qui dobbiamo prendere qualcosa un po' come primo secondo, no?
Che ti faccio le lasagne? Così. Le lasagne, signora. 10 ore di viaggio, lasagne e tiramisù. Signora, 10 ore di viaggio per le lasagne e il tiramisù ci accompagneranno. Signora, ma lei le lasagne come le prepara? Cosa ci mette dentro? No, io le faccio col sugo. Col sugo? Tradizionale meridionale io. Dentro Prosciutto e mozzarella. solo prosciutto e mozzarella. Sì, Signora, e le vetole polpettine. oh, però anche. qualche pezzettino di salame, signora, ci sta bene. La prossima volta lo mettiamo, no, non lo mangio. Non lo fa A col Torino salame. non si usa. Fai sfogare la Io sono di signora Torino. in cucina. La signora Signora. come la vuole fare, lo deve fare. L'importante è che lo faccia. Guarda Grazie. che facciamo, Simone. Signora del tiramisù, venga qui. Venga qui. Tanto sono del Piemonte tutte e due, da quanto ho capito. Bene. Oh, allora. No, io no. No, lei Io no. sono veneta. Ah, è Veneta. Allora, nord, facciamo Piemonte contro Veneto, va bene? Tutte e due tifose del Napoli. Scateniamoci, cosa ci preparate di buono? Sì, A poi parte giudichiamo. tiramisù, vogliamo sapere come viene fatto, signora, da lei in Veneto. Caffè, Caffè, si avvicini un po'. mascarpone e uova. Caffè, mascarpone e uova. Perfetto. Oh, E anche magari Anche un po' di goccio cacao, no? Sì, cacao sopra Ok. alla fine. E sono un preparate, goccio visto? magari di o marsala ci si mette, Sì. oppure tipo anche un po' di vov puoi mettere. Cos'è il VOV, signora? È un liquore all'uovo. Un liquore all'uovo. Sì. Allora, la signora ci ha preparato il tiramisù, l'altra signora ci ha preparato il primo con le lasagne, io voglio anche la nonna. Nonna, venga un attimo qui, nonna. Ci manca un secondo, No, per domani. perché ci manca il secondo, signora. Io voglio sapere che secondo ci può preparare lei, signora. Venga qui, che bella signora. Salve, come si chiama? Gabriella. Signora Gabriella, allora, ci prepara sua domani? figlia ci prepara il dolce, la signora qui ci prepara le lasagne, ci serve un bel secondo per tornare giù. Un bel secondo. Polpettone. Mi Polpettone piace. quello veneto. Quello bello. Polpettone veneto. Signora, Mi piace. come lo prepara lei il E polpettone? allora, carne macinata, uova, pan grattato bagnato nel latte, formaggio grana, prezzemolo e aglio. E Oh. poi si rotola, si allarga, si mette dentro prosciutto, formaggio, quello che si vuole, insomma. Bellissimo. Ecco. Signora, Poi allora, un avviso a voi tre. Noi siamo 6 persone. Siamo in quindi 6, cucinate per 6. Allora signora, noi possiamo fare in questo modo, adesso sono le 11 meno 5, ci possiamo dare appunto, domani mattina partiamo presto, No, quindi vabbè, oggi alle pomeriggio. 5 e mezza 6, ci possiamo ritrovare questa sera con i vassoi, così noi prepariamo il furgone, carichiamo tutto, che domani c'è un lungo viaggio che ci aspetta. Signore, siete state gentilissime, però da tutte e tre voglio un bel forza Napoli. Certo, Forza Napoli! Forza Napoli, anche se non mi interessa tanto, però le voglio bene lo stesso. Grazie mille, grazie, gentilissime e simpaticissime. Dico solo Gianni, se ci preparano queste 3 cose abbiamo fatto il colpaccio. Gianni, sei calzato anche per il viaggio di domani. Abbiamo per primo le lasagne fatte alla piemontese, per secondo abbiamo un polpettone veneto e per terzo per dolce abbiamo un tiramisù. Il caffè ce lo offre la Real Casarea, o quantomeno i ragazzi della Real Filippo Casarea. Giordano. Filippo vedi, Giordano con, abbiamo sentito prima, il figlio Ferdinando. Ma Gianni a dieta, non può mangiare. Gianni a Mangio dieta, io no, al posto di Gianni. io ti faccio vedere che domani, se le signore ci preparano questi piatti, non solo Gianni non è più a dieta, ma si mangia anche le ruote del furgone. Diciamo che lui fa una dieta un po' rompiscatole, dobbiamo dirlo. Cioè, È un po' particolare. È un po' particolare, però, Vabbè, dai, però- guardatelo quanto è bello. Però cioè. sai cos'è? Mi viene da fare una battuta, mi perdonerà Gianni, però noi non siamo dietologhi. Quindi non possiamo giudicare la dieta di Gianni Orefici. Non possiamo dire niente. Diciamo sulla che tra qualche anno farà le uova perché mangia talmente di quella carne. Però Se farà lui le uova. lui farà le uova. Ah, sì, farà sì. proprio lui le uova. Sì, sì. Ah, ok, Gianni, quindi sei pronto a diventare una gallina, un gallo. Mando un bacio, le mando. Mi direi in questo momento, ma le mando un bacio. Gianni Orefice E tanta roba, Gianni Orefice. Allora, l'avete mandato via il karma. Oh, vieni qua, adesso puoi venire allora. Se avete mandato via il karma siamo a posto. Se n'è andato. Ci voleva karma e sangue freddo. No, si doveva pigliare un calmante. Un calmante, Mi sì. spieghi questa cosa perché... No, perché a fine partita contro la Cremonese Sì? è arrivato un ragazzo che lo scorso anno è diventato famoso su Calcio Napoli 24 perché ballava la Pavo Dance. Ah, ok. Ti ricordi la Pavo Sì, Dance sì. di Pavoletti? Noi lo trovammo in piazza Madonna della Pace e quella sera fu uno show incredibile. C'eravamo io e Claudio Russo in conduzione. Fu uno show davvero incredibile con questo ragazzo che al termine della partita con la Cremonese si è
avvicinato a noi e diceva è il karma, perché se il Napoli prende gol da centrocampo è perché i tifosi hanno goduto al gol della Juventus, subito dalla Juventus dal Tottenham di Kane. No, è il karma, abbiamo pareggiato 3-3 perché i biglietti costavano 21 euro. Al che io gli dissi ci vuole karma e sangue freddo, e chiesi ovviamente a lui, che tu non lo conoscerai, ma questo ragazzo io in pratica 7-8 anni fa, pure di più, sono 9 anni che veniamo qui in ritiro, cioè era così. Cioè arrivava alla prima parte del banchetto, adesso guarda quanto è diventato. Cosa mangi? Guarda quanto è diventato. Lui è sempre presente nel ritiro del Napoli e io gli chiesi di prendere questo ragazzo e di metterlo lassù sul cucuzzolo della montagna, cioè di lasciarlo proprio lassù. Per fortuna hai ascoltato il mio consiglio. Sì, assolutamente. Quando mi chiamano non lo rispondo nemmeno. L'ho bloccato da tutti i social. L'hai bloccato, basta adesso. Magari eventualmente ci si ritrova l'anno prossimo, ma non lo so. Ma molto forse. Ma allora sarà l'anno buono questo? Esatto, speriamo. Come la vedi? E se questo sta sul cucuzzolo della montagna e Napoli vince lo scudetto, vi facciamo proprio la casetta. Lo lasciamo fare l'eremita, guarda, ma tu se vuoi, eremita. la casetta lassù già c'è. Sì. Quindi possiamo lasciarlo lassù, se no poi dobbiamo portarlo ancora più in alto, lì sull'alta montagna. Ci arriva da solo, sì, tanto la stradina c'è. Noi abbiamo un palestrato nella nostra redazione, quindi lo lancia e va. Qual è il problema? Lo fa a mo' di molla che tira e vola verso ok. Un bel forza Napoli anche con te. Forza Napoli! Grazie mille, tanto ci ritroviamo l'anno prossimo. Mi è piaciuta questa cosa del karma? Sì, ma tu dovevi essere in diretta con me, Simone, perché ti saresti divertito davvero tanto. Noi a breve ci fermiamo appunto per un altro pizzico di pubblicità. Poi torneremo ovviamente sempre qui. Fa un po' caldo. Sono le 11, fa un po' caldo. Finalmente però sta per finire il tutto. Noi torneremo a casa domani. Emanuele Bernardo in cabina di regia a Napoli mi dà l'ok e noi ci fermiamo. Secondo break pubblicitario. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza.
Potrai bene. Tu non mi saluti. Eccoci qua, rientriamo in diretta e ritroviamo anche la collega bravissima Sabrina Uccello. Ciao Sabrina. Buongiorno. Tu speravi di esserti liberata di me, invece sono venuto in tribuna stampa e ti ho portato in diretta. Oramai non me lo chiedi nemmeno più, mi guardi e io arrivo, Esatto. e vengo qui. Mi hai detto tra l'altro prima, ci si libera di tutto ma tranne che di te. È vero, quando pensi che lui non ci sia, lui c'è. Esatto. Ieri abbiamo trascorso una mattinata movimentata, un pomeriggio altrettanto movimentato, Vero. Abbiamo visto e sentito cose che voi comuni mortali non potrete appunto né sentire né vedere. Com'è la situazione Pepe questa mattina? Ma io penso che dal summit di ieri, che poi è terminato intorno alle 6 del pomeriggio, abbiamo ancora poche informazioni per ricostruire la situazione, però si dice che questo volo che abbia fatto la gente sia stato poi il volo definitivo per la fumata bianca, però le condizioni insomma non sono ancora molto chiare di questo affare. Sai la fotografia della discesa dall'elicottero degli agenti di... Con le mozzarelle? Con le mozzarelle, cioè quando ho visto io lo scatolo delle mozzarelle, lì io sarei voluto volare alto nel cielo perché è stato... E questo conferma ciò che appunto avevo detto io nella giornata di ieri, che il viaggio è partito da Napoli, destinazione Parigi, per andare appunto a prendere gli agenti, venire a Bolzano e poi da Bolzano con elicottero fino all'eliporto qui di Monclassico. E al contrario ieri però non c'è stato poi il viaggio di ritorno con l'elicottero, ma in macchina sono stati accompagnati a Bolzano e poi da lì destinazione Parigi, e il volo privato è tornato a Napoli vuoto, senza mozzarelle perché le avevano prese gli agenti di Pepe. Ma quella scatola così di bianca, io l'ho riconosciuta subito, ho detto ma come portano le mozzarelle? Noi che non la vediamo una da 21 giorni, insomma un po' c'è un magone al cuore. Di la verità, che poi chissà se le mozzarelle erano per magari il presidente, chissà, per addolcire, oppure erano per loro. Ma io penso, o per condividerle un pranzo, per noi niente, non è arrivato niente, no. Per noi no sicuro. L'allenamento sta proseguendo, questa mattina ci sarà la seduta di allenamento, questo pomeriggio non più, non ci sarà la seduta di allenamento questo pomeriggio, però ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Elmas, l'ultimo degli acquisti del Napoli. Ecco, non ti chiedo cosa ti aspetti in lingua macedone perché sicuramente come me non conosci macedone. Dovevamo appunto avere qui a disposizione Goran Pandev per poter avere appunto un traduttore, ce ne sarà un altro, ci accontentiamo. Ma cosa ti aspetti adesso a questo punto da questa conferenza stampa? Beh, innanzitutto mi aspetto domande un po' diverse da quelle che hanno ricevuto di Lorenzo e Manolas, perché in quella circostanza la presentazione l'hanno fatta ai tifosi, perché noi non abbiamo avuto modo di interagire. Più che altro la curiosità è di capire effettivamente i motivi del suo arrivo, nel senso, viene per essere una valida alternativa titolare o viene insomma per assaporare la Serie A e poi magari si vedrà? Ancelotti solito è uno che non perde tempo, lo schiera subito in campo, è successo anche contro la Cremonese, però per capire un attimino questo acquisto che valore deve avere all'interno della rosa, questa è un po' una curiosità. Abbiamo visto anche una chioma bionda folta, con metà bionda e metà di un altro colore, che lavorava sulla vasca di sabbia fino a qualche minuto fa. Ovviamente si tratta di Kevin Malqui. Non dovrebbe essere nulla di grave per lui, però non si sta allenando questi giorni, quindi non dovrebbe esserci nella sfida con il Liverpool di Edimburgo, ma sicuramente volerà con la squadra per questa gara amichevole. Sì, lui tra l'altro ha scritto anche sui suoi canali social: sto bene, solo un po' di pausa, ma non è raro che insomma si verificano queste cose, perché comunque un precampionato dopo tante settimane da fermi. Anche Di Lorenzo ieri aveva una vistosa fasciatura al polpaccio, abbiamo visto Roberto Inglese che poi è andato, insomma ci sono stati calciatori un po' che si sono fermati, però ieri Ancelotti ha dichiarato che infortuni non ce ne sono. No, assolutamente. Allora Sabrina, ieri in conferenza stampa abbiamo visto un Ancelotti un pochino sulle sue, non era l'Ancelotti visto nella prima conferenza stampa, è quello che appunto conosciamo, in grado di darci anche titoloni delle volte, è rimasto un po' sulle sue. Hai la sensazione che abbia voluto un po' nascondere le carte? Credi che Pepe o chi per esso possa arrivare insieme poi alla fine Rames Rodriguez?
Innanzitutto penso che il pareggio con la Cremonese abbia lasciato un po' di malcontento, anche se sono amichevoli che lasciano il tempo che trovano per il valore che hanno, però penso che abbia generato un po' di malumore perché poi gli ultimi giorni di allenamento sono stati un po' troppo blandi, quindi evidentemente non tutti, e non dico chi, sono stati soddisfatti dal lavoro, insomma, della squadra. Per quanto riguarda Pepe, io penso che a questo punto non ci sia da escludere nulla, perché a domanda precisa Pepe esclude James, Icardi esclude James, lui ha detto noi prenderemo quello che serve, cioè ha fatto capire se ci rendiamo conto che sono due gli attaccanti di cui abbiamo bisogno, ne prendiamo due, però adesso c'è da capire se il corrispettivo di Pepe o di Icardi sia James o uno di un valore inferiore. Non lasciano mai il tempo che trovano le dichiarazioni della mia collega Sabrina Uccello e io la ringrazio come sempre. Grazie a voi, ci vediamo a Napoli. Ci ritroviamo giù, grazie a Sabrina Uccello, grazie a Sabrina Uccello che facciamo tornare al proprio lavoro all'interno del campo comunale di Carciato. Intanto prosegue la partitina a metà campo tra bianchi contro verdi. Nel frattempo, appunto, come detto, io vedo una signora con una maglia bianco e nera, dovrebbe essere dell'Udinese. Signora, venga qui in diretta con me. Solo un saluto, per fortuna non è la maglietta della Juventus, altrimenti non l'avrei fatta venire. Gemellaggio, eccolo qui, la signora viene da Udine? Da Udine. Come si chiama, signora? Emanuela. Signora, c'era Berami fino allo scorso anno, è andato via. Peccato, sì. Peccato, le piaceva Berami come giocatore? Sì. E le piace anche questo Alex Meret che il Napoli ha preso l'Udinese? Sono venuta per lui. È venuta per lui, io perciò gliel'ho chiesto. Io faccio il tifo per lui ancora. È un giocatore forte. Paesano. Ah, lei viene dalla ma questo autografo è il suo? No, è Perizza. Ah, Perizza. Ah, quindi questa è la maglia dell'Udinese, è la maglia di quest'anno? No, 2 anni fa. La maglia di 2 anni fa. Signora, è concittadina di Alex Meret, ma me lo racconta un po' l'Alex Meret fuori dal campo? È piuttosto chiuso come ragazzo, si dovrebbe si un po' rilassare, aprire. Sì. Si dovrebbe comunque è un bravo ragazzo. Si vede. E Carnezis? Anche Carnezzi, sì. E Alan? Allan direi, però Allan non c'è ancora in vacanza, beato lui che è ancora in vacanza. Ha vinto tra l'altro la Coppa America. È vero. Ha portato a casa un trofeo. La signora è tifosa dell'Udinese, è tifosa anche del Napoli. Signora, diciamo un bel Forza Napoli-Udinese insieme. Sì, Forza Udinese, Forza Napoli. Grazie signora, grazie mille, simpaticissima, grazie mille. Allora, vediamo un po' qualche altro messaggio. 5 milioni è una bugia, dice Bruno Duotolo. No, assolutamente ti posso dire che non è una bugia, perché è la richiesta che hanno fatto i procuratori di Pepe, sia per quanto riguarda l'ingaggio e sia per quanto riguarda anche un altro aspetto, quello relativo alla commissione che gli stessi appunto agenti vogliono. Pepe è una punta e può giocare da esterno, dice Bruno Duotolo. Ieri abbiamo chiesto a Carlo Ancelotti di Pepe e Carlo Ancelotti ci ha detto che è un attaccante, ma che appunto principalmente è un esterno d'attacco, quindi dovrebbe giocare lì. Poi Raffaele Celentano, Ciro rimani con noi, ma sono sempre con voi, non vi preoccupate ragazzi, anche se torniamo a Napoli però. Poi ancora... Vediamo qualche altro messaggio. Forza Napoli, Pepe è l'uomo giusto, niente commissioni. Noi guarda, di sicuro, caro Bruno Duotolo, commissioni non ne prendiamo. Volete venire in diretta voi? Venite qui. Vieni anche tu, non ti vergognare, vieni qui. Tanto c'è stato un altro gol, intanto stanno portando via la macchina infernale. Ciao. Conosci la macchina infernale? Vieni alla mia destra cortesemente, come ti chiami, da dove vieni? Francesco, sono di Napoli ma vivo in provincia di Varese. Oh Francesco, la vedi la macchina infernale? La stanno portando via. Ho visto. Ma quanto tempo sai? Da quanto tempo sei qui? Siamo arrivati ieri con un gruppo di amici e partiamo stasera. E partite stasera. Purtroppo oggi pomeriggio non c'è l'allenamento. Abbiamo visto, pensavamo che ci fosse, invece abbiamo visto che è stato annullato. Sì. Speriamo bene indomani con la partita con Liverpool. Domenica, oggi è venerdì. Convinto che era sabato. Cosa ti aspetti da questo Napoli in questa stagione? Guarda, io spero dopo 30 anni di vedere un'altra volta finalmente lo scudetto. Lo so che i napoletani siamo scaramantici, però sono pienamente convinto che quest'anno sia la volta buona. Abbiamo un grande mister, abbiamo una buona squadra,
se arrivano i nomi che sono stati detti. Intanto Gulam ha colpito la parte alta della traversa su calcio di punizione con Idasiak che non c'era arrivato, ma la palla ha scheggiato la traversa ed è terminata poi al lato. Speriamo di farcela. Ce l'auguriamo ovviamente tutti, speriamo ovviamente di farcela, di portare a casa un trofeo importante. Vuoi portare anche un calciatore importante, per esempio? Ma guarda, qua si parla di James Rodriguez, si parla di Pepe, vediamo chi arriva, l'importante è che arrivi qualcuno, perché con un buon acquisto incrementerebbero anche gli abbonamenti e Napoli è una piazza che ha bisogno di nomi importanti. Napoli è una piazza che ha bisogno di nomi importanti, Napoli è una piazza che ha bisogno anche di vincere, come hai detto tu, e allora un bel forza Napoli. Grazie, anche a te. Grazie mille. Allora, a breve, appena sarà disponibile, ce l'abbiamo, perché abbiamo cominciato il ritiro con lei, non possiamo che terminare il ritiro con lei. Bianca De Carli, eccoci qui. Ciao a tutti. Ciao Bianca, 21 giorni con oggi, ma sei arrivata proprio al limite, cioè ormai non ci sopporti più. Ma no, dai, ho solo un po' di stanchezza perché comunque i ritmi sono molto serrati quest'anno, però devo dire che è andato tutto bene, tutto super sereno, tutto felice, quindi devo dirti un buon ritiro è stato. Ieri sera abbiamo salutato Diego De Carli alla Spleuza, lui ci ha lasciato già nella serata di ieri. In realtà ci raggiunge di nuovo stamattina. Ritorna. Sta tornando. Allora sta tornando. Ho scoperto che sta tornando. Bene, allora ci fa piacere che il nostro Diego stia ritornando. Oggi pomeriggio non c'è allenamento. No. Hanno deciso da un momento all'altro di togliere l'allenamento, va bene così, non fa niente, faremo le valigie. Però, in effetti. Faremo le valigie oggi pomeriggio, domani mattina si parte. Dobbiamo buttare tutto nella valigia. Però alle 4:30 c'è un altro appuntamento. C'è la presentazione di Elmas in teatro. Bianca, dovessi tirare le somme di quest'altro ritiro, il nono qui a Dimaro Folgarida, tiriamo un po' le somme, dai, che come è andata, non ti chiedo se ci hai sopportato perché già ce lo hai detto in precedenza, però ecco, come è andato proprio questo ritiro, qual è il momento magari più bello che si è vissuto qui in Trentino? Io ti dirò, i mercatini quando sono andato ad assaggiare. Ma allora ti dico, secondo me la cosa più bella è stata l'ennesima conferma che Dimaro piace anche ai tifosi, nel senso che questi weekend senza partite, perché le partite erano o il venerdì o il mercoledì, insomma, sì. E comunque il paese era super pieno, lo stadio era super pieno, c'è stata una grandissima affluenza. Peccato per la pioggia di ieri, per la presentazione, però insomma non è che possiamo avere... Ma c'è un numero, avete fatto una stima dei tifosi arrivati qui in Trentino? Allora, le stime si fanno sempre alla fine, perché bisogna chiudere il mese e ovviamente poi fare la stima delle presenze turistiche. Però secondo me saranno in linea barra un pochino sopra l'anno scorso, perché appunto ripeto, il fatto che non ci fossero partite, però comunque l'affluenza era altissima, come potevi vedere anche tu il paese era super pieno. Secondo me è stato magari in linea come l'anno scorso, distribuito in modo diverso la permanenza, però sicuramente ottimo. Vogliamo anche un po' placare quella che è stata un po' la polemica che si è innescata nella serata di ieri riguardo la presentazione. Vogliamo dire anche ai nostri amici a casa che la presentazione ieri è durata poco perché all'improvviso è venuto giù di tutto? Allora, diciamo che c'è stata una complicanza meteorologica non da poco, perché nel giro di 4 minuti è diventato il cielo nero, sembrava quasi di essere in Stranger Things, cioè ci mancava veramente solo il demone che ci arrivava in testa. E c'era il cielo viola a un certo punto, dai tuoni e dai lampi. Ahimè è dispiaciuto anche a me perché è una delle serate tra virgolette anche per noi divertenti, perché ce la godiamo un po' come ultima serata, balliamo tutti insieme, è un modo anche per far calare un po' l'adrenalina del ritiro. E siamo rimasti tutti un po' male, però appunto il tempo non permetteva di fare di più, nel senso che a un certo punto è venuto giù di tutto e di più, cioè non so se hai notato, è crollato anche il village. Ho notato, tanto è vero che il village è crollato e non c'è più neanche la cameretta. No, la cameretta è volata via proprio. È volata via la cameretta, quindi ahimè è stato proprio un problema meteorologico, perché la serata era super organizzata come al solito, con tutti i calciatori, poi doveva esserci il DJ set
bello, Sì, pieno esatto. come al solito, invece ahimè il tempo non c'è stato clemente. Esatto. Una Nel sera frattempo, non sì. c'è stato clemente, perché tutte le altre sere è andato benissimo. È vero, tutto E diciamo tranquillo. questo. Tranne i pomeriggi, qualche pioggia magari nei pomeriggi. Però in realtà le serate le abbiamo fatte tutte Sì, all'esterno. è vero, questa volta la Val di Sole si è confermata tale, Anzi, è con arrivato un caldo anche il caldo. esagerato, È arrivato quasi anche il caldo. troppo. La seduta intanto sta proseguendo, in questo momento i calciatori si stanno dissetando un po', c'è anche il truck qui che sta portando via tutte le attrezzature, sembra quasi essere questo l'ultimo giorno di scuola, no? Ma è un po' sempre così il ritiro. Siamo C'è anche un quella po' vena di tristi, tristezza esatto. che si sente, anche perché un po' di saluti li abbiamo fatti ieri, un po' li faremo oggi in giornata / serata. Gli ultimi domani mattina, sì, è un po' triste, però insomma ci rivediamo il prossimo anno. Dai Bianca, ma non solo ci vediamo il prossimo anno, tanto vieni giù spesso. Io sì, scendo spesso, quindi poi ci rivedremo a Napoli. Grazie. Verrò a trovarvi in studio. Dovrai per forza Verrò a venire a trovarvi trovarci in studio, va bene. Grazie mille a Bianca Grazie a Regali, voi. soprattutto per la pazienza che tu e Diego appunto mostrate nei Ci nostri mancherebbe confronti. altro. Delle volte lo sappiamo, sappiamo di essere anche un po' rompiscatole. Vabbè, dai. È il nostro lavoro. Esatto. Grazie mille a Bianca De Carli, grazie a Bianca. Vieni Simone, vieni. Ancora ultimi 10 minuti più o meno di questo terzo blocco, il quarto invece sarà un pochino più breve ci perché voleva la chiusura. lo abbiamo detto in apertura, l'ho detto appunto in apertura di trasmissione, poi scenderemo giù per andare a fare una sorpresa. Esatto, una sorpresa ai nostri amici. Beh, quest'anno abbiamo fatto davvero tante cose, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Roberto Insigne nel ritiro del Benevento a Pinzolo, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Andrea Caracciolo nel ritiro del Feral Pisalò, abbiamo intervistato il dottor Formisano, leader operation del Napoli, abbiamo avuto modo di intervistare Mario Rui e oggi cosa accadrà? Lo scoprirete soltanto nel pomeriggio. Ti sei dimenticato una persona. Mi sono dimenticato una persona. Il cardinale Sepe. Abbiamo intervistato il cardinale Sepe, vabbè, ma abbiamo anche intervistato Da Vinci, Francesco Da Vinci, abbiamo intervistato i ragazzi di Made in Sud. Diciamo che la voce di Napoli qui a Di Maro si è sentita. Abbiamo intervistato tantissimi tifosi, ma non tantissimi, qualcuno in più. Cioè abbiamo sentito la voce praticamente di tutti, però non soltanto la nostra. Una cosa? Ciao, buon rientro. Lui è il numero 1. Comunque, io però sto sognando le lasagne, il polpettone, guarda, e il tiramisù. la signora delle lasagne è ancora qui. Però le altre due sono andate già a preparare il polpettone e il diciamo che quando tiramisù. torno a casa non mi riconosceranno, dici, ma chi sei? Guarda Simone, tu davvero hai mangiato di tutto in questo ritiro. Non solo Tra l'altro poi hai scoperto un compagno di viaggio nelle cene che davvero ti è venuto dietro in qualsiasi cosa e avete veramente assaggiato, più che assaggiato, mangiato di tutto. Sai, la stanchezza si fa sentire. La cucina trentina poi, La cucina trentina è eccezionale, certo. Mi manca anche ieri sera come hai chiuso? Allora, ieri sera abbiamo mangiato la solita focaccia. Buonissima focaccia. Tanto Milik, si stanno provando gli schemi in fase offensiva con Davide Ancelotti. Siamo davvero alla chiusura di questo. Prima di parlare di cibo, allora ci sono in questo momento Piotr Zilinski che fa il centrale, c'è Elmas che parlotta con lo staff appunto di Ancelotti, poi ci sono gli esterni a destra che sono Isai Caglieron e Di Lorenzo, a sinistra ci sono Mario Rui, poi Younes e Gulam, al centro dell'attacco ci sono allora Arkadiusz Milik, Tutino, Simone Verdi, Lorenzo Insigne. In questo momento c'è Di Lorenzo, guarda che sale, va a fare il terzo là davanti. Sì, è lo schema alla fine che ha provato di più Carlo Ancelotti, il 4-2-3-1 con i terzini molto alti, lo ha ribadito anche in conferenza stampa. Poi sarà un Napoli molto offensivo da ciò che abbiamo visto. Sono curioso però di vedere questo Napoli in altri amichevoli, in test più importanti. Carlo Ancelotti ha detto che i centrocampisti non servono, ne abbiamo abbastanza, siamo completi. Secondo me un vice Allan serve, perché mettiamo caso è una partita di Champions contro il Liverpool, prende una squadra che affronterà il Napoli tra pochi giorni a Edimburgo. Senza Allan è difficile poi fare copertura difensiva. È vero che hai un muro che si chiama Novas e Koulibaly,
però se hai solo due difensori e si prende un contropiede con Salah, Firmino e Mané contro Manolas e Koulibaly, qualche difficoltà ce l'hai. Il Napoli ha subito 5 contropiedi contro la Cremonese, era la Cremonese, quindi naturalmente ha fatto il possibile. Questo è l'unico rammarico, è l'unico dubbio che ho in questo ritiro. Poi Caragiotti ci ha fatto vedere un Napoli diverso, ci ha fatto vedere uno spettacolo. A me piace molto il possesso palla, il giro palla, i tagli all'interno dell'area di rigore, però da rivedere un po' la fase difensiva, naturalmente lo dico nella massima umiltà. Soprattutto da rivedere un po' anche quella che era tenuta, ma siamo ovviamente all'inizio, siamo soltanto alle ultime fasi del ritiro, quindi c'è ancora tempo per tornare, per arrivare in forma, tant'è vero all'inizio del campionato ovviamente, tant'è vero che ieri Ancelotti in conferenza stampa ci ha fatto capire che preferisce che oggi ci siano queste tra virgolette figuracce piuttosto che ad ottobre, quando invece siamo nel pieno di quella che poi è la stagione. Sì, ma alla fine è normale, molti tifosi dicono, ci hanno detto contro la Cremonese l'ho visti scarichi, ma è normale, naturalmente quando fai un carico di lavoro atleticamente è normale che ne subisci le conseguenze adesso, però state sicuri che il Napoli a marzo, ad aprile volerà sul campo, perché è giusto che i carichi di lavoro si sentano adesso. Poi naturalmente lungo il corso del campionato hai una buona preparazione, non senti più le gambe che si induriscono dall'acido lattico, quindi è normale che il Napoli sia stanco adesso per poi averne dei benefici a fine campionato. Leggiamo qualche messaggio, allora, vediamo qualche messaggio. Il Napoli troverà l'accordo con Pepe, dice Bast Gamer. Purtroppo non abbiamo la palla magica, però il Napoli sta trattando Pepe, sono arrivati anche ieri gli agenti. Il nodo di questa trattativa sono le commissioni da dare agli agenti e soprattutto spaventano le sirene di Manchester United e Paris Saint-Germain, quindi è da vedere, è una situazione da valutare. Certo il Napoli lo sta trattando fortemente, pare abbia trovato anche l'accordo con il Lille dai 55 ai 60 milioni di euro più un AS, perché Lille chiedeva 80 milioni di euro, e vi assicuro che questo è un giocatore davvero forte. Soprattutto, allora io su James Rodriguez avevo delle perplessità, perché il Napoli è sempre una società che prende giocatori giovani per poi cercare poi tra 2 o 3 anni di rivenderli e fare delle plusvalenze. Su James Rodriguez avevo delle perplessità, perché una volta che prendi James Rodriguez il tuo obiettivo è quello di farlo giocare nel Napoli, di avere il massimo e non puoi rivenderlo. Invece Pepe, anche se spendi tanto, è un giocatore che puoi rivendere al doppio, perché è un classe 95, ha 24 anni, è uno poi che a me fa impazzire, può giocare esterno, può giocare di punta a una velocità, è rapido, è tecnico. È l'acquisto giusto del Napoli, anche se sarebbe l'acquisto più importante, perché alla fine non ha mai speso il Napoli 60 milioni di euro per un calciatore, però c'è da dire che il Napoli lo prende a 60, poi tra 2 o 3 anni lo può rivendere a 120, 150 se fa bene, perché davvero è un profilo molto interessante, come il Lille ne ha tanti di profili interessanti. Il Napoli ha trattato anche Leao, sempre del Lille, i due sono molto compagni. Quello che fa piacere è soprattutto l'amicizia che c'è tra Marquis e Pepe. Però lo sai che oggi il presidente del Lille ha detto che il Napoli ha chiesto Pepe? Sì, no, dicevo, su Leao c'è il Milan, quindi c'è molto l'interesse, del Napoli, c'è stato, si è paventato, ma il primo obiettivo è Pepe, e soprattutto, ribadisco, è un obiettivo nei parametri del Napoli, perché spende 60 milioni di euro per un giocatore che ha 24 anni, ti può fare 3-4 anni a grandissimi livelli per poi cederlo a una big che ti offre una qualsiasi cifra. Questa alla fine è sempre stata l'obiettivo del Napoli, e soprattutto chiedo ai tifosi di non contestare questa politica, perché il Napoli alla fine guadagna di plusvalenze e quindi è una società piccola rispetto alla Juventus che guadagna di introiti pubblicitari, di marketing, è così alla fine, è così. Sì. Un altro aspetto che voglio evidenziare, voglio approfittarne leggendo questo messaggio del nostro amico, è Luigi 11 che ci dice: ma si pagano le partite con Liverpool e Barça? Sì, si pagano, sono in pay per view sulla piattaforma satellitare, non sono gratuite come era successo qui a Di Maro. Poi vediamo, allora, soprattutto contro il Barcellona il 7 agosto si giocherà, indovina un po', alle ore 1 di notte. Mamma mia cosa accadrà. Io annuncio che sono felicemente in ferie. Beato te, io no invece. Io a Miami.
Allora, se tu vai a Miami io ti raggiungo. Dipende dal nostro io direttore. il 7 agosto sto a Corfù. Beato Tu te. basta che mi chiami, io prendo un andiamo volo a Miami. privato e andiamo a Miami. Ti passo a prendere a Caro Napoli. direttore Salvio Passante, facci sapere se dobbiamo volare Come a lo vuoi questo Miami. jet privato? Come lo vuoi? No, basta anche l'aereo di linea. L'aereo di linea, un po' di champagne, di esatto. bollicine. No, champagne e bollicine io non ne bevo, quindi Cosa da vuoi? quel No, punto a te- di vista A te piace possiamo tirarmi andare. su? A me piace, io voglio che la signora ci prepari le lasagne. Se la signora ci prepara le lasagne noi siamo d'accordo, siamo a posto così. Possiamo volare. Io viaggerei anche con il ruoto di lasagne verso Miami, signora. Allora. Diciamo che esportiamo un prodotto. Esportiamo la mentalità. Esportiamo la mentalità. Tanto Nicola Maximovic ha messo le scarpe da ginnastica e si avvia verso la palestra. Sì, si avvia in palestra. Sostanzialmente lavora in palestra, alla questi fine- sono gli ultimi minuti del ritiro di Di Maro. Sono quasi, perché- Ciro, è quasi Perché siamo agli sgoccioli. sai che comincia a venire l'emozione della fine del ritiro e del ritorno mi a casa. dispiace, un po'. Ti mi dispiace? È stata una bellissima È esperienza. stata una bellissima è esperienza e qualcosa di siamo eccezionale. d'accordissimo e contentissimi così, io lo ripeto sempre perché lo voglio evidenziare, noi siamo qui a fare ciò che abbiamo scelto di fare nella vita, i giornalisti, cerchiamo di farlo al massimo, lo facciamo sempre col sorriso sulle labbra. Bellissimo. Possiamo essere anche stanchi, ma è quello che vogliamo fare. Noi ci siamo divertiti prima di tutto in questo ritiro a raccontarvi, speriamo di averlo fatto per bene, nel migliore dei modi, quello che è stato questo ritiro. Ecco perché io ovviamente voglio menzionare tutti quelli che sono i registi che si trovano a Napoli, vale a dire Claudio Nappi, Davide Sol, Emanuele Bernardo, Marco Gison, voglio ringraziare ovviamente anche Gianni Odefice, al di là della telecamera, che ci ha sostenuto, ci ha mandato appunto in diretta, ma soprattutto ringraziamo, abbracciamo, poi lo faremo sicuramente stasera nell'ultimo collegamento con lo speciale calciomercato, dove vi faremo vedere ovviamente tutto il gruppo che è stato qui di Calcionapoli 24 in ritiro a Di Maro. Io voglio ringraziare, è un abbraccio ma non grande, grandissimo quanto tutte le montagne che abbiamo intorno, che va a Ciro De Luca, perché non soltanto fa delle fotografie che sono per me le migliori in assoluto, ma soprattutto cucina, che è un qualcosa di incredibile. Si vede meno male che zio Ciro c'è. Invece che abbiamo cambiato. Poi ovviamente il ringraziamento va a noi, Simone Scala, Simone Guadagno, Manuel Guardasole, non ringrazio me stesso, ma faccio parte ovviamente di questo gruppo. Abbiamo fatto ringraziamo il grande. dillo tu. Qualcuno ci saluta. Qualcuno che ci saluta. Beh, noi abbiamo ovviamente Sabrina, dai ferri non ti vedevo, Sabrina Uccello. Voglio ringraziare Sabrina Uccello che è in gabbia. Che c'ha anche noi, che veramente in pratica è venuto tutti i giorni ospite da noi e noi l'abbiamo praticamente tirata. È un'amica, ma lei tra l'altro sappiamo che viene volentieri in diretta con noi. E soprattutto è guarita, perché ha avuto dei giorni un po' difficili. Sono stati dei giorni complicati. Chissà cosa ha combinato in quei giorni, non lo sappiamo. Sono stati giorni complicati. Sono top secret. Però possiamo dire, diamo un indizio, possiamo dire che quando è tornata qui in ritiro nella sala stampa, in tribuna stampa, era più magra del solito. Sì, ha fatto qualche allenamento funzionale. Probabilmente avrà fatto allenamento specifico, una dieta ferrea in quei giorni. Pensa che a un certo punto un giorno mi chiamò e mi disse: io sento il profumo del cibo nelle altre stanze, ma io non posso mangiare. E quindi proprio perché la dieta era talmente ferrea che c'era bisogno. Lei giustamente rispetta i parametri medici, esatto. È una professionista, è un'amica. Ringraziamo ovviamente tutti coloro che... Tutti i colleghi, anche tutti i colleghi, ecco il nostro Ciro lo vediamo, meno male che non ci ha sentito, poi stasera ovviamente lo porteremo in diretta. Lui ogni tanto ha fatto il disturbatore, ti ricordi le prime puntate ci passava alle spalle. Ci ha sopportati 20 giorni, certo. Gli inglesi dicono speechless, senza parole. Io sono rimasto senza parole dalla persona, dal grande cuore che ha Ciro De Luca. Davvero un grande. 11:33, ci fermiamo un pizzico di pubblicità e torniamo per gli ultimi minuti di Buongiorno Di Maro.
Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Eccoci qua, rientriamo, siamo rientrati soltanto per i saluti finali di questa appunto puntata di Buongiorno Di Maro. Nel frattempo la seduta di allenamento sta volgendo al termine, ci sono soltanto alcuni calciatori come Insigne, Younes, Mario Rui, Zilischi, Verdi che stanno calciando, Callejon c'è anche che osserva, stanno calciando, c'è anche Gulam, c'è Idasiak tra i pali, Merette a fianco, stanno calciando i calci di punizione. Noi ci fermiamo perché dobbiamo appunto scappare, dobbiamo andare giù per una sorpresa. Per il momento, solo per il momento, da Ciro Novellino e Simone Scala è tutto, ci ritroviamo più tardi. A dopo!